Il vescovo non si stanca di ripeterlo, che la nostra sia una comunità fraterna. È l'indirizzo che Monsignor Tanasini ha voluto dare alla diocesi in tutti questi anni e che in occasione delle feste di luglio diventa anche un esame di coscienza. Lo ripete nel pontificale di ieri pomeriggio, chiedendo di seguire l'esempio di Maria, vivere cioè superando le divisioni, i conflitti, le contraddizioni e i campanilismi. Per essere davvero comunità fraterna, prosegue il vescovo, occorre seguire alcuni atteggiamenti, fare la carità senza finzioni e maschere, essere lieti nella speranza e non demolirsi a vicenda, sostenersi l'un l'altro nei momenti difficili, solleciti alle necessità dei fratelli, fare spazio ai giovani che sono il futuro della società, infine perseguire il bene comune. Il pastore della diocesi torna per un attimo alla manifestazione di Maria del 2 luglio 1610 a Chiavari e si dice colpito da come la comunità chiavarese sia stata rinnovata in uno slancio di fede e civiltà. La città è passata dal Medioevo all'epoca moderna, spiega, e conclude auspicando per i giorni nostri un analogo cambiamento. Ha preso un'altra spinta, un altro slancio, un'altra creatività, si è formata. E forse noi non abbiamo bisogno anche oggi di un fervore nuovo, creativo, capace di scuoterci, capace di uscire si è sempre fatto così, capace di smuoversi da una stagnazione, al di là della ordinaria amministrazione, creatività, fervore, sguardo in avanti, coraggio, il bene comune.